Domenica siamo in diretta come sempre, purtroppo in apertura di questa edizione una tragedia, l'ennesima strage di giovani, l'ennesimo incidente stradale nel Trevigiano. Purtroppo un'auto è finita fuori strada, una BMW, e ci sono due vittime. Si tratta di due ragazze giovanissime, l'incidente a Gorgo al Monticano. Si tratta di una 17enne e di una 19enne, feriti gravemente anche due ragazzi che erano con loro. Si tratta di un automobilista di 19 anni e di un altro giovanissimo ragazzo, uno portato a Mestre in gravi condizioni, critiche, molto critiche anche le condizioni dell'automobilista della BMW, che si trova ricoverato all'ospedale di Treviso. Ancora indagini in corso. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, sequestrate due auto. Il coinvolgimento di questa seconda auto sono al vaglio ovviamente dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. Sul luogo dell'incidente è arrivato subito dopo anche il comandante dei carabinieri di Conegliano, il maggiore Fabio Di Rezze. Si sta cercando di capire cosa sia accaduto. Come vi ho detto, ci sono due auto sequestrate, purtroppo due vittime, due che sono invece ricoverati in gravissime condizioni agli ospedali. E fra poco ci collegheremo telefonicamente con la nostra Francesca Bozza, che si trova sul luogo dell'incidente, che sta anche sentendo i sindaci ma anche alcune persone che sono arrivate poco dopo questo grave incidente. Sta sentendo anche gli amici, un'amica di queste due ragazze che purtroppo sono decedute all'istante. Sul posto anche i vigili del fuoco. Questa dunque ecco, io vedo già la nostra, invece, Dania Sartorato, presidente della FIPE Confcommercio. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti voi. Purtroppo oggi in apertura, Presidente, abbiamo dovuto parlare dell'ennesima strage sulle strade. Come vi ho detto, fra pochi minuti ci collegheremo con la nostra Francesca Bozza, la regia. Quando avrà il collegamento con Francesca magari chiederò a Dania di attendere proprio qualche minuto per sentire purtroppo cos'è accaduto in questa tragedia della strada. E quindi, Dania, noi cambiamo argomento e parliamo invece, insomma, del centro storico, perché sappiamo, caro affitti, e il rischio è che molte attività possano emigrare dal centro storico, oppure che il centro storico venga snaturato magari con attività che non fanno parte del cuore di Treviso, di cui siamo abituati a conoscere. Sì, sicuramente in attesa appunto di questi aggiornamenti che ci state dando, di cui ho letto stamattina della tragedia di questa notte. Chiaramente il tema degli affitti, che è stato affrontato in questi giorni anche per l'ipotesi di chiusura di alcune attività in centro storico, di fatto mette semplicemente in evidenza un problema che c'è da diversi anni, che stiamo monitorando come Confcommercio e come FIPE nel caso della ristorazione. È sicuramente il risultato di una serie di indicatori. Uno fra tutti l'ha detto Daniela poco fa, il tema dell'affitto. Noi ci immaginiamo che spesso in centro ci siano dietro alle proprietà delle famiglie che hanno magari dei sentimenti e delle attenzioni rispetto ai gestori. A volte questo in realtà non succede, perché le proprietà sono spesso in mano a delle società che hanno un bilancio e che mettono a preventivo determinate entrate, per cui non c'è di fatto un soggetto, una persona fisica con la quale spesso, insomma, fare dialogo, ecco. E questo non per giustificare una delle parti. È stato infatti chiesto comunque l'importanza di un tavolo che il sindaco di Treviso ha diciamo comunque accolto, un tavolo con l'amministrazione comunale, con la rappresentanza delle imprese, quindi Confcommercio, e con la UPI, che è la rappresentanza dei piccoli proprietari immobiliari, e con Confedilizia. Un tavolo atteso che era stato abbozzato anche
5-6 anni fa, ora ricordo, e che sicuramente è opportuno riprendere per capire quali sono le strategie, che non sono semplici e non sono semplicemente si può approfondire il tema affitti, ma chiaramente non è l'unico aspetto da considerare. Ecco, ha qualche numero sugli ultimi anni, insomma, perché parliamo di uno spopolamento, in realtà poi ci sono attività che si spostano magari solo dal centro, un po' più lontano, però insomma ha magari qualche numero a disposizione per capire l'entità di questo fenomeno? Sì, è corretto quello che dice, che si può semplicemente spostare un'impresa magari da una piazza considerata centralissima rispetto ad un'altra o ad un'altra via, sempre all'interno delle mura della città. Questo può accadere con facilità, è una sorta di geografia che si riorganizza rispetto a come va il mercato, rispetto a come sono i costi fissi, eccetera. E anche come va il mercato, no? Ci sono delle attività che abbiamo visto spopolare in pochi anni fa, ricordo per esempio le sigarette elettroniche piuttosto che compro oro, attività come queste che poi hanno subito una loro impennata, c'è stata un po' una moda e poi sono, se non sparite, comunque decisamente ridimensionate. Ecco, questi sono alcuni fenomeni che vanno legati proprio alle mode e alle tendenze. Non è il caso della ristorazione, che è uno anzi il settore che comunque rimane in auge, comunque è l'unico dei settori che noi rappresentiamo di commercio che continua a crescere. I numeri, mi chiede Daniela, diciamo che nelle attività di ristorazione si contano oggi in provincia di Treviso 5.500 attività di ristorazione, ecco, per stare nei numeri della ristorazione, che rappresentano il 73% del turismo. E sono suddivisibili in 770 attività a Castelfranco Veneto, 500 a Oderzo e 3.800 nell'area di Treviso, mentre nell'area di Vittorio Veneto sono 340. Ma dico questo, la ristorazione abbiamo detto cresce, nel senso che mentre gli altri comparti subiscono una frenata, nel senso che i negozi di tipo tradizionale, la vendita al dettaglio va un po' in sofferenza. L'abbiamo detto per una serie anche di mode, di tendenze, alcune cose vanno per certi anni, poi non vanno più, come appunto magari abbiamo detto le sigarette elettroniche oppure i negozi che comprano loro. Altri però subiscono sicuramente spenalizzati la concorrenza della grande distribuzione, che diciamolo è fuori da ogni controllo. Sono delle catene che fanno talmente tanti utili che possono permettersi di aprire anche delle attività commerciali che poi non funzionano, possono rimanere comunque per anni nel mercato. E sicuramente l'esplosione delle vendite del commercio online, che ha subito un'impennata nel biennio della pandemia e che comunque oggi rimane nelle abitudini dei consumatori, anche se ridimensionate. Ecco, lei diceva, insomma, è atteso questo tavolo, lo aveva annunciato anche il sindaco qualche giorno fa, il sindaco di Treviso. Ci sono altre iniziative che si possono fare per cercare, insomma, di arginare un po' questo tipo di fenomeno? Beh, sicuramente si può agire su diversi livelli. Da una parte rivitalizzare il centro attraverso proprio una residenzialità diffusa, perché se ci sono le famiglie che risiedono in città hanno senso anche i negozi al dettaglio, e se ci sono i negozi in dettaglio, i turisti che comunque ci sono e sono una fetta importante della nostra economia, del mercato del terziario, hanno soddisfazione, perché è bello arrivare in un centro storico pulito e ordinato come è la città di Treviso, e anche sicura, perché comunque al di là di tutto quello che si dice in queste settimane, secondo il Sole 24 Ore, nell'ultima indagine, Treviso è al secondo posto a livello nazionale come città più sicura. Questo comunque rimane un dato estremamente positivo. È chiaro però che anche i turisti vengono a visitare la città, ma vogliono trovare gli spazi accoglienti, la possibilità di comprare, shopping, la moda italiana, il fashion, sono sempre delle enormi attrazioni turistiche, oltre alle
l'enogastronomia evidentemente, quindi la ristorazione, l'accoglienza sia dell'ambiente nel mondo del food e beverage sia per quanto riguarda le locazioni turistiche chiaramente, quindi gli alloggi e la residenzialità, insomma l'ospitalità turistica alberghiera ed extra alberghiera. Poi c'è il tema della denatalità, c'è un inverno demografico che sembra irreversibile, nascono pochi bambini da decenni, non da ieri, e quindi anche questo chiaramente sviluppa una serie di freni, perché i negozi per i bambini, le calzature, i negozi per i giocattoli, tutta una serie di servizi collegati alle famiglie intese con figli piccoli. E poi chiaramente il peso delle tasse, su questo magari l'amministrazione comunale, se ci fossero delle risorse a sostegno delle piccole aperture di negozi al dettaglio che sono di fatto il cuore della città, perché questo lo dimostrano i numeri. Abbiamo detto che i negozi spariscono. Nell'ultimo decennio in Italia, per dare qualche numero, sono spariti 100.000 negozi al dettaglio, con una trend di frenata del meno 30% ogni 10 anni. Questo fenomeno è sicuramente evidente nella nostra regione, in particolare anche nella provincia di Treviso, in particolar modo trova conferma nei centri commerciali. Cioè cosa vuol dire? Che se si chiude un negozio, nel 30% dei casi è nel centro commerciale, all'interno di un centro commerciale. Nel centro storico invece, che pure subisce questo fenomeno, l'abbiamo detto, frena questo dato, arriva al 15%. Cioè oggi ci sono a Treviso il 15% dei negozi al dettaglio di meno rispetto a 10 anni fa. Questo che è comunque un aspetto negativo sul quale si può incidere, come abbiamo detto, con una serie di strumenti, oltre al tavolo e oltre appunto a cercare di incentivare la residenzialità diffusa e poi incidere possibilmente sulle tasse, ovviamente i costi fissi e quindi l'affitto. È uno di questi. Chiaramente però il centro storico è più favorito perché la città trova... cioè il cliente trova più interessante andare a spendere il proprio tempo in città rispetto ad un centro commerciale. Questo è un dato di fatto che si allinea con tutto il territorio nazionale. Io la ringrazio davvero. La ringrazio insomma, per questa panoramica un po' del centro storico che insomma, speriamo si risolva, anche perché un'ultima domanda, insomma, dicevamo prima, mettere magari, ne parlavamo anche con il sindaco, tipo dei fast food, il sindaco diceva no, perché così si snatura proprio quello che è il nostro cuore di Treviso, il nostro salotto, come l'abbiamo sempre chiamato. Questo purtroppo non possiamo però deciderlo facilmente, nel senso che se c'è una buona offerta e il proprietario accetta, non è che si possa facilmente incidere, non si può incidere su quello che il proprietario chiede, è difficile incidere anche su quello che il proprietario può accettare, di lì sta un po' alla discrezione, appunto, lo abbiamo detto prima, e chiaramente è possibile che accada l'inserimento di catene che hanno la forza commerciale di entrare in un mercato e sono anche comunque le prime ad andarsene, non ci sono catene che rimangono nei centri storici, negozi, se non c'è la giustificazione di un reddito soddisfacente, sono anche i primi ad andarsene. Daniela, la ringrazio davvero. Grazie Daniela, buona domenica a voi tutti, buon lavoro. Grazie, buona domenica anche a lei, grazie. Dunque, tornando a parlare di questa tragedia che è avvenuta a mezzanotte a Gorgo al Monticano in via Sant'Antonino, le vittime sono Eralda Spallari, 19 anni, di origine greche ma residente a Ponte di Piave, una 17enne, Barbara Brotto di Oderzo, ricoverati invece al Canfoncello di Treviso in gravissime condizioni, un 19enne del Pordenonese e un 18enne invece di Motta di Livenza che è stato trasportato a Mestre. I due sono in rianimazione. Vedete la foto drammatica di quest'auto che è finita contro un
Platano e, come vi avevo anticipato, vengono ascoltati dai carabinieri proprio in queste ore anche gli altri 4 giovani che si trovavano in un'altra auto, in una Polo Volkswagen, e stavano andando a trascorrere una serata insieme. Non si sa cosa sia accaduto, comunque vengono sentiti anche questi giovani e, come vi ho detto, le 2 auto sono sotto sequestro e ovviamente al vaglio anche eventuali telecamere che si trovano in zona per cercare di ricostruire questa ennesima tragedia della strada. Fra pochissimo dovremo davvero collegarci con la nostra Francesca Bozza. Parliamo però purtroppo di un'altra tragedia, di un drammatico epilogo, quello avvenuto ad Anguillara Veneta, nella Bassa Padovana. Sono stati ritrovati ieri i corpi senza vita dell'anziano finito con la sua auto nel fiume Corzone e del poliziotto che si era gettato in acqua nel tentativo di salvarlo. Allora, sono stati ritrovati entrambi a una decina di metri a valle di dove avevamo ritrovato l'autovettura, e il poliziotto ancora tratteneva l'anziano, l'aveva proprio preso come è previsto prendere per soccorrere una persona. Non l'ha mollato. È un'immagine straziante quella che si sono trovati davanti i soccorritori che hanno appena ritrovato i corpi senza vita di Valerio Buoso e Domenico Zorzino, e racconta gli ultimi istanti di una tragedia immensa che ha stravolto il piccolo comune della Bassa Padovana. Il poliziotto è morto nel disperato tentativo di riportare a riva l'anziano vicino di casa. Era riuscito ad estrarlo dall'abitacolo, ma le fredde acque del Gorzone non hanno lasciato scampo ad entrambi. Il ritrovamento dei 2 corpi è avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno, mentre la squadra dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia stava perlustrando un tratto di fiume 10 metri a valle rispetto a dove era stata vista inabissarsi l'auto di Valerio Buoso. Un urlo e le speranze che crollano definitivamente. Sull'argine le famiglie capiscono tutto. Domenico Zorzino e Valerio Buoso sono ancora uniti in un abbraccio. I Vigili del Fuoco non hanno mai interrotto le ricerche nel tratto di Gorzone che arriva fino alle chiuse di Cavarzere. Ieri la corrente era forte, ma il fondale del fiume è fangoso. La visibilità scarsa, tanto che è stata impiegata anche un'imbarcazione dotata di un particolare sonar. In volo si è alzato più volte anche l'elicottero Drago, fino a quando i corpi non sono stati avvistati, 24 ore dopo la tragedia. Valerio Buoso, 75 anni, ieri verso l'ora di pranzo era alla guida della sua auto. Stava percorrendo la strada arginale di via Camatte per guardare i campi di famiglia. Domenico Zorzino, 50 anni, poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, libero da servizio, invece stava passeggiando con i suoi 2 cani. Ha visto la scena e ha agito. Prima ha allertato i soccorsi e poi si è buttato in acqua, un gesto eroico che gli è costato la vita. Ed ora andiamo invece subito a Gorgo al Monticano, dove per noi c'è la nostra Francesca Bozza. Francesca, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. È difficile anche per noi raccontare questa tragedia, questa ennesima tragedia sulle strade della Marca, che vede 2 giovanissime vittime. Eralda Spaillari, di 19 anni, originaria dell'Albania ma residente a Ponte di Piave, e l'amica Barbara Brotto, di 17 anni, di Oderzo. Viaggiavano a bordo di una BMW, a bordo 2 ragazzi, anche loro giovanissimi, un 19enne e un 19enne originario di Portogruaro ma residente nel Pordenonese, e una 18enne di Mota di Livenza. Questi 2 ragazzi sono, uno dei 2, il 19enne, era alla guida di una BMW che è finita contro un albero che costeggia questa via Sant'Antonino. È una strada particolarmente stretta, siamo stati sul posto. I segni sul platano sono chiari della tragedia che si è consumata. E come detto, l'auto, per cause che saranno ora chiarite dai carabinieri intervenuti immediatamente sul posto con il comandante della compagnia di Conegliano, maggiore
Fabio direte, stanno ricostruendo in queste ore la dinamica. Al vaglio anche la posizione di una seconda auto a bordo della quale ci sarebbero stati degli amici dei 4 ragazzi a bordo della BMW, per capire, ma chiaramente in questo momento il condizionale è d'obbligo, se possa essere in qualche modo coinvolta nell'incidente. Come detto, ci sono 2 giovanissime vittime, 2 ragazzi all'ospedale, uno a Treviso, l'altro a Mestre, che lottano tra la vita e la morte. Quando eravamo lì abbiamo incontrato un'amica di Eralda, sua compagna di scuola, l'Epido Rocco, ci diceva: Eralda era una ragazza tosta, aveva le idee chiare, voleva costruirsi un futuro con il fidanzato che stava ieri a bordo della BMW insieme a lei, e volevano costruirsi un futuro insieme e sognava di aprirsi un negozio di estetista per il quale aveva studiato, e aveva un grande amore per la sua terra, per l'Albania, dove spesso ritornava. A Oderzo lo shock per la morte di una giovanissima di Barbara, un dolore atroce per la famiglia, per tutta l'intera comunità. Abbiamo incontrato il vice sindaco di Gorgo, che è stato tra i primi ad arrivare ieri insieme ai sanitari del SUEM e ai vigili del fuoco, che ci ha raccontato con la voce ancora rotta quello che è accaduto, la scena che si è trovato davanti, e ha raccontato di aver fermato altri ragazzi che stavano transitando lì e che si sono fermati quando hanno visto la scena, e ha detto loro: non correte, andate piano, state attenti quando siete al volante delle auto. È una raccomandazione che si è sentito di dire di fronte ad una tragedia così grande. Naturalmente nell'edizione serale dei nostri telegiornali vi daremo ulteriori aggiornamenti, anche per capire se ci sono novità sul fronte delle indagini. Naturalmente la Procura di Treviso aprirà un fascicolo su questa ennesima tragedia sulle strade della Marca che piange 2 giovanissime vittime, Barbara di 17 anni e Eralda di 19 anni. Daniela, io ti restituisco la linea se non hai altre domande. Grazie davvero Francesca, grazie, buon lavoro. E purtroppo lo ha detto la nostra Francesca Bozza al telefono, difficile anche per noi raccontarvi di queste tragedie, difficile perché purtroppo sempre tanti, troppi sono i morti sulle strade. Lo sappiamo che la Marca anche l'anno scorso è stata insieme a Verona insomma un po' come possiamo dirla, definirla, la provincia con davvero troppi morti sulle strade, troppe vittime, ne parliamo, si stanno facendo tantissime iniziative, ma poi di fronte a questo davvero non ci sono davvero parole. 2 giovanissime, si piangono 2 giovanissime vittime, e si spera davvero per le altre per gli altri 2 ragazzi che si trovano ricoverati, come avete sentito, a Treviso e a Mestre, e si spera ancora che la Marca non sia ancora maglia nera per vittime della strada. L'abbiamo visto anche, l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali. Anche le discoteche si sono mosse, hanno tentato di fare iniziative, di fermare la musica, di parlare con i giovani, però purtroppo di fronte a questo, come ha detto, veramente sembra che sia difficile anche raccontarlo, e forse a volte serve meglio il silenzio, perché ci sono 2 vittime, 2 famiglie, 4 famiglie distrutte dal dolore. Io ho visto che, cambiando argomento, ho visto sullo schermo il nostro Lucio Zanato che si trova con un ospite, si trova a Vicenza per parlare del futuro, dell'energia, dell'agricoltura. Ovviamente continueremo a parlare di questa tragedia nel corso di questa edizione. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Allora, naturalmente questa tragedia colpisce un po' tutti, colpisce soprattutto per la giovane età delle vittime e anche per la dinamica di questo incidente. Però noi vogliamo cambiare argomento e parlare invece di un argomento che, diciamo così, riporta alla vita, riporta all'energia, riporta al futuro, un futuro che deve comunque andare avanti. E il futuro in questo caso è nell'agricoltura, almeno il tema che vogliamo trattare oggi, perché siamo a Vicenza all'interno di Passione Veneta, una giornata, anzi 2 giornate organizzate da ARAV, che è l'associazione degli allevatori del Veneto. Sono con Floriano De Franceschi, che è il presidente di ARAV.
oggi c'è un importante appuntamento dedicato al biogas. Lo vogliamo raccontare ai nostri telespettatori, quindi anche ai cittadini che non sono coinvolti con l'agricoltura direttamente, perché il biogas è un'opportunità. Oggi ne stanno parlando, in un momento di crisi energetica tante aziende agricole potrebbero convertire quelli che sono i liquami in energia, vero Presidente? Ma certamente sì, oggi ci proponiamo non solo a produrre, come in questa manifestazione, cibo di eccellenza per tutti i cittadini, tutti i nostri consumatori, ma anche energia. Energia pulita, energia green dei nostri scarti. Questo può dare una mano economica anche agli allevamenti, magari, oltre a ridurre l'impatto ambientale, ma anche fornire energia anche per altri consumatori o famiglie, insomma. Quindi è un'opportunità importante che stiamo studiando sia in maniera consortile con degli impianti dove si possono prestare, oppure in maniera magari anche più sostenibile, quindi nelle piccole aziende con impianti di piccole dimensioni. Ecco, diciamo che per chi non è del mestiere sono quella specie di, diciamo così, bombolotti grandi, tondi, con quella specie di cupola in verticale, un po' che dentro contiene del liquame che viene fatto maturare, che genera appunto del biogas, che non è propriamente metano perché c'è una parte di CO2 eccetera, ma che può essere addirittura raffinato. Ed è una cosa importante, perché tenete presente che il gas che noi stiamo importando dal Nord Africa, dicevano oggi i relatori dell'Università di Padova, tanto per intenderci qualcuno, ha una percentuale del 60% di gas come purificazione, mentre da questi impianti, una volta purificati, si può arrivare addirittura al 95%, che vuol dire che a casa vostra, dove arriva il gas naturale, quando dovete scaldare l'acqua per la pasta asciutta, per intenderci, ci mettete meno gas, quindi meno consumo, giusto? Sì, esatto, oltre che ad avere anche un fertilizzante eccezionale che poi andremo a rimettere nei nostri terreni, quindi a completare il ciclo sostenibile delle nostre aziende. Ecco, qual è il vero problema? Mi pare di capire la burocrazia, perché adesso con la nuova legge si dovrebbe riuscire anche addirittura a poter collegarsi alla rete della SNAM, però pare che, come diceva Stefano Svegliado, che ha portato la sua esperienza, almeno per quanto riguarda la destra Brenta, ci vogliono dei tempi lunghi per agganciarsi. Allora la burocrazia lo stiamo vedendo, diciamo che tutti ci stanno dicendo che sta migliorando, di fatto questo non lo vediamo, continua ad aumentare. Se parliamo delle tempistiche di prima, alla fine di 2 o 3 anni per mettere in rete questi impianti è una cosa assurda, mi sembra è assurdo, come sappiamo è assurdo anche il ragionamento di fotovoltaici, che altrettanto per i collegamenti alla rete hanno delle tempistiche lunghe, quindi va migliorato, va data una mano concreta effettivamente alle nostre aziende. Dobbiamo cercare per forza di eliminare questa burocrazia. Senta Presidente, però voi siete qui anche per ribadire un fatto, che voi come allevatori non siete inquinatori. L'Europa, abbiamo sentito l'esempio dell'Olanda, pensa Daniela che l'Olanda ha finanziato come Stato la chiusura delle stalle qualche anno fa, perché dice che sostanzialmente crea troppa CO2. Invece oggi abbiamo visto ancora una volta che addirittura con gli impianti diventate CO2 negativi, cioè date invece, avete diciamo così dei titoli in più. Ma oltre ad avere quei titoli in più, il lavoro che fa la nostra associazione, che ha cominciato a fare con il progetto Stalia 4.0, che fra l'altro abbiamo presentato sul convegno di ieri, cominciando effettivamente ad avere dei dati in mano, cioè a misurare negli allevamenti quanto effettivamente inquiniamo. Quello che sta uscendo da questi dati è che stiamo scendendo, stiamo producendo di meno, stiamo inquinando di meno, ma addirittura anche il dato in se stesso, le analisi che si stanno facendo in giro per il mondo, gli studi ultimi che stanno uscendo anche in California, ci fanno vedere che non è così vero. Quindi è una prospettiva che magari approfondiremo ancora nei prossimi convegni e in più con il nostro lavoro, un progetto che è stato finanziato dalla Regione del Veneto, che ci permetterà sempre di più di misurare negli allevamenti quello che facciamo. Oltre a fare prodotti di qualità, faremo vedere anche che non siamo quelli che inquiniamo.
Oltretutto con Stalla 4.0 dimostrate che l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, l'app che ti permette di vedere in tempo reale come sta andando la tua stalla è una realtà, insomma l'agricoltura non è arretrata come molti pensano. No, direi proprio di no, anzi noi stiamo investendo molto su questo, ma gli stessi allevatori investono molto su questo. Il benessere animale è una cosa che voi, se cominciate a girare le stalle negli ultimi anni, lo si vede tranquillamente, lo vediamo e l'abbiamo fatto vedere anche ancora in questa manifestazione, perché abbiamo coinvolto gli agri-influencer, ragazzi giovani che sono vicini all'agricoltura con i loro allevamenti, che ogni mattina vi fanno vedere tramite i social cosa sta succedendo negli allevamenti, quali sono le problematiche, come sono messi e come stanno gli animali. Quindi direi andiamo avanti e continuiamo su questa strada. Sì, va ricordato, Daniele, anche ai telespettatori, che una sola vacca in 10 anni riesce a produrre 1000 quintali, che sono 100 tonnellate di latte. E come diceva un relatore ieri, la vacca, la mucca, è, diciamo così, quell'animale che ha garantito l'energia all'uomo, perché è l'unico, l'uomo non riesce a mangiare foraggio, mentre la vacca mangiando foraggio ci dà zuccheri, ci dà proteine, ci dà sali minerali, insomma ci dà la vita. E questa è una cosa che dovrebbe far riflettere tutti, soprattutto noi consumatori. Sì, penso che hai proprio ragione su questo. E voi naturalmente la preservate dando il benessere animale, perché l'importante per un animale stare bene, perché così produce bene. Meglio stare animale, meglio produce, meno problematiche ha negli allevamenti, meno farmaci si usano. Il benessere è una fonte importante sugli allevamenti nostri. Quindi noi continueremo per forza il nostro lavoro nel migliorare tutto questo, che lo si vede dalle eccellenze che riusciamo a produrre e che producono questi 4 caseifici, fra l'altro, che abbiamo coinvolto in questa manifestazione, che sono le latterie di Soligo, le Latte Buschi, le latterie vicentine e il caseificio di Ponte di Brabarano, tutte cooperative che sono l'eccellenza del nostro territorio e che lavorano con noi per migliorare il prodotto per tutti i consumatori. Grazie Presidente, se hai domande, se no ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero Lucio, grazie davvero, grazie anche al tuo ospite, grazie e buon lavoro. Noi andiamo avanti con la cronaca dalla provincia di Treviso. Parla il controllore MOM aggredito a Loria da un 18enne che gli ha sferrato un pugno al volto. Il morale a terra dice: non c'è più rispetto delle regole e delle persone. C'è stata una colluttazione e è partito un pugno che mi è arrivato sulla mandibola. Lei come sta oggi? Guarda, io il morale a terra, non dovrebbero succedere queste cose. Ci sono delle regole da rispettare e secondo me è giusto che le rispettino tutti senza arrivare a questo. Eddie Dal Rovere è il controllore MOM aggredito per la seconda volta in pochi mesi da un passeggero, un giovanissimo privo di biglietto e documenti. L'episodio su una delle linee più problematiche del trasporto pubblico, quella tra Castelfranco e Crespano. All'altezza di Loria è salito un 18enne e quando gli è stato chiesto di esibire ticket o abbonamento ha tentato di scappare. Ha scaricato l'impianto di emergenza delle porte per poter fuggire in quanto senza titolo di viaggio. A quel punto io mi sono messo praticamente in mezzo alla porta per poter controllare il soggetto e lui, aprendo la porta, mi è saltato addosso, quasi buttandomi per terra. Infatti mi sono aggrappato sui sostegni della porta e sono riuscito a trattenerlo. Poi ho dovuto chiamare i carabinieri del posto per identificarlo. È andata anche bene perché potevo farmi male se cadevo. Nel trattenerlo la colluttazione e il pugno al volto, mentre le conseguenze del pestaggio subito a giugno da una banda di ragazzi non sono ancora state superate. Ho fatto 5 mesi di infortunio. Ho avuto un ginocchio che è stato fratturato. Ginocchio che non è più tornato come prima? No, il ginocchio non è tornato come prima perché ho fatto un sacco di terapie per poter recuperarlo senza fare l'intervento, però i dolori mi restano. Un controllore esperto, dicono di lui i colleghi, non certo un attaccabrighe, ma viene spontaneo chiedergli come mai sia stato nuovamente lui la vittima di un'aggressione. I MOM come verificatori non siamo in tanti,
siamo proprio veramente contati. Perciò a lei adesso vede me perché questi casi sono un po' più eclatanti, diciamo, ma le assicuro che capitano, è l'ordine del giorno. Da 22 anni in MOM, dal rovere ha visto cambiare profondamente caratteristiche e comportamenti dei passeggeri dei mezzi pubblici. Manca qualcosa, mancano delle regole, perché secondo me la vita è fatta di regole, innanzitutto. Mancano le regole e manca il rispetto. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e vedo già che sono collegati con noi Mauro D'Alziglio, presidente dell'Ater di Treviso, e Gloria Tessarollo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Insomma, partiamo da questo bando. Abbiamo già visto 649 già le domande protocollate. Lo chiedo ad D'Alziglio, vi aspettavate ovviamente tante domande? Sicuramente sì, questo era il range che avevamo posti e aspettavamo con il Comune di Treviso. Da parte nostra, da parte mia, voglio ringraziare tutti i dipendenti, tutte le persone che hanno collaborato e hanno fatto in modo che questo progetto finisse nel migliore dei modi. Quindi da parte nostra tanta soddisfazione e un ottimo risultato. Ecco, tante domande a fronte di quanti alloggi? Allora, oggi parlare di alloggi forse è un po' prematuro, perché ora che facciamo la valutazione, facciamo le graduatorie e potrebbe succedere che incorriamo in qualche ricorso, perché con un comune importante come quello di Treviso questo può succedere, le cose ad oggi alle prime assegnazioni potrebbero anche modificarsi. Ecco, Gloria, se non sbaglio il bando è stato anche prorogato da parte del Comune? Sì, abbiamo prorogato il bando di 15 giorni, quindi si chiuderà il 16 di marzo, si chiuderà per tutti i possessori di SPID, quindi se sono persone non residenti non devono fare altro che caricare la domanda esattamente come hanno fatto fino ad ora. Se sono cittadini residenti invece in possesso dello SPID possono caricarla in autonomia, oppure se hanno bisogno di un supporto possono chiedere un appuntamento al servizio sociale, quindi l'ufficio casa e servizio sociale del Comune di Treviso, e vengono seguiti dai nostri addetti. Per agevolare proprio la proroga abbiamo condiviso con Ater, in questo li ringrazio, abbiamo mantenuto i loro numeri di telefono, quindi oggi a rispondere non è più Ater, è il personale del Comune di Treviso, e stiamo già fissando degli appuntamenti. Abbiamo già caricato 2 domande nei giorni scorsi, un appuntamento è già stato fissato per la prossima settimana. Al momento hanno richiesto il nostro supporto in 3. Ecco, Assessore, tante le richieste, l'abbiamo visto, tante le persone che hanno bisogno di un alloggio, di un alloggio con ovviamente condizioni favorevoli come queste. Sì, il tema della casa ha condizioni che non sono presenti nel libero mercato, è un tema urgente che oggi ricade solo sull'edilizia residenziale pubblica, ma a mio avviso non può essere così. Quindi noi oggi rispondiamo con questo bando, rispondiamo grazie appunto al supporto di Ater, stringendo i tempi il più possibile. Come ricordava bene il Presidente, c'è l'incognita ricorsi, perché è certo, ovviamente è legittimo per un cittadino che si sente in qualche modo discriminato poter presentare ricorso. Questo ovviamente può ritardare i tempi per la consegna. Oggi comunque, lo voglio ricordare, noi arriveremo ad avere sul mercato, quando affideremo le case, quindi tra settembre e ottobre, se tutto va liscio, se non ci sono ritardi dovuti ai ricorsi, tra le 40 e le 50 abitazioni, però è importante specificare che in graduatoria compariranno anche persone che già sono titolari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in condizione, quindi con un contratto temporaneo, la cosiddetta emergenza abitativa, e che verosimilmente saranno stabilizzati, e quindi saranno persone che in realtà non andranno a rosicchiare parte del patrimonio abitativo, e quindi
insomma contiamo di poter scorrere bene la graduatoria a partire dall'autunno. Ecco, vogliamo ricordare, visto che mancano, insomma, c'è ancora qualche giorno per poter presentare la domanda, quali sono le persone, chi può presentare la domanda, giusto per insomma fare un po' un riassunto di questa... Con la legge regionale 39 del 2017 possono presentare domanda tutte le persone residenti in Veneto. È stato creato quest'unico ambito. Una volta si poteva fare solo nel comune di residenza, oggi invece in qualunque comune, quindi un cittadino del Veneto oggi può presentarla a Treviso, tra un anno può presentarla a Silea, a Vicenza, a Vittorio Veneto, dove vuole, dove ritiene. I comuni hanno condiviso dei criteri premiali ovviamente per i propri residenti, trattandosi di patrimonio, spesso patrimonio comunale, e quindi in qualche modo l'accesso è garantito a tutti. Ovviamente poi ci sono dei criteri di premialità, certo. Ovviamente ci sono dei limiti di ISEE, quindi bisogna avere l'ISEE aggiornato 2023, diciamo, quindi fatto nel 2023 in mano, e poi ci sono dei criteri premiali per particolari condizioni di fragilità, quindi disabilità, nuclei monoparentali e così via. Presidente, l'Ater ovviamente adesso è insomma concentrato in questo progetto che è importante, ma tanti sono i progetti dell'Ater ovviamente in questo periodo. Sicuramente sì, carne al fuoco ne abbiamo tanta per cercare di dare risposta alle tante richieste che purtroppo avanti. Noi proprio in questo periodo, chiudendo, stiamo appaltando tutto quello che è il PNRR con 7 grossi interventi che andranno a colpire sicuramente il capoluogo Treviso, ma anche i comuni contermini. Altro intervento proprio su Treviso, noi abbiamo le famose L di Monigo che andranno ultimate a breve, una andrà ultimata a breve con la consegna di 24 alloggi e a breve partiranno anche le altre 24. Abbiamo l'area Monigo dove il Pinqua avremo altri circa 80 passa alloggi, quindi tanta carne al fuoco per cercare di dare una risposta. Oggi quello che è avvenuto con il nuovo decreto, con il blocco del 110 per tutti, la cessione del credito, ci crea qualche problema, però stiamo lavorando per cercare delle soluzioni. Ecco, lei diceva 7 grossi progetti, se non sbaglio. Sì, come PNRR 11 milioni e 5 e abbiamo 7 progetti che vanno da Conegliano, vanno a Treviso, vanno in tanti comuni della provincia. Ecco, ci può dire quelli più importanti magari, i principali? Beh, i principali sono Conegliano, sono Treviso, abbiamo Ormelle, abbiamo Castelfranco, abbiamo mi sembra Montebelluna, quindi sono tutti importanti perché sono interventi, scusatemi ma mi scade il telefono, sono tutti interventi estremamente importanti perché vanno a riqualificare un patrimonio edilizio che tante volte è abbastanza vetusto e quindi anche con il caro energia questo è manna per gli utenti. Ecco, Gloria, abbiamo visto in questi mesi che, lo abbiamo detto più volte, che è aumentata la soglia della povertà, sono aumentate quindi le domande da parte delle famiglie per avere questi appartamenti. Sì, indubbiamente sì. Io devo dire che per la situazione che vediamo noi, ma ce la confermano anche i dati dell'ultimo bando che Ater ha fatto sugli ecocanone, anche appartamenti in ecocanone possono essere una risposta, perché il problema principale che noi riscontriamo, oltre ovviamente alle fasce che hanno delle criticità oggettive, spesso accompagnate da fragilità sociali e quindi dove un affitto di 70 euro al mese, perché di queste cifre stiamo parlando in media, quindi tanto per far capire di che tipo di difficoltà parliamo, diventa fondamentale. La stragrande maggioranza delle persone che si stanno rivolgendo a noi sono persone che hanno anche capacità reddituale, ma spesso derivanti da redditi o con contratti non a tempo indeterminato, con contratti stagionali, contratti a tempo determinato, quindi che non offrono al mercato le garanzie sufficienti e magari spesso non con stipendi pieni, che hanno un minimo reddito che però non può essere portato a garanzia del libero mercato. Ecco, qui a mio avviso è importante cominciare a pensare a fare politiche abitative diverse. Non spetta non solo ai comuni, perché è una strategia che va condivisa a monte, va condivisa molto più in alto, perché è sintomatico a mio avviso che ci sia una platea di oltre 100 persone che non appartengono al comune di Treviso e che tentano qua l'ERP perché non trovano risposte nei loro comuni.
Stiamo vivendo questo momento storico, un momento storico in cui si chiede giustamente forza lavoro, ma spesso non si pensa a come poter garantire poi un progetto di vita stabile, anche con un progetto importante sull'abitare. Ecco, diceva politiche abitative diverse. Sì, su diversi fronti, cioè noi oggi come comuni stiamo sperimentando tante cose, no? Si parla di social housing che va bene però per alcuni target, quindi social housing oggi risponde comunque a dei target che hanno magari delle fragilità o sociali o sanitarie, anche piccole, ma dove con il supporto di educatori, ad esempio, di assistenza domiciliare, si possa condividere degli ambienti, avere anche la propria privacy nel proprio appartamento e al tempo stesso lavorare in prevenzione. Uno dei frangenti in cui viene utilizzato maggiormente, ad esempio, è sull'invecchiamento, no? Quindi per cercare di garantire a casa il più possibile persone magari prive di rete familiare, quindi risponde ancora ad una nicchia. Noi come comuni da tempo ci stiamo interrogando e stiamo cercando di trovare delle formule che possano mettere insieme i comuni, ovviamente con le difficoltà che ci sono, perché il comune gestisce il proprio bilancio e dovrebbe gestire il proprio bilancio a favore dei propri cittadini residenti, ma siccome il tema della casa valica i confini, stiamo cercando di ragionare, quindi con le normative in essere, per creare un fondo di garanzia che possa sostenere sul libero mercato queste persone che oggi non offrono garanzie al libero mercato. Siccome questo è un problema che condividiamo in tanti, l'abbiamo condiviso anche con l'Associazione Comuni Marca Trevigiana, e stiamo cercando di mettere in piedi una cosa che è assolutamente nuova. Poi ci sono anche delle cose da sistemare, ad esempio sul fronte della legge regionale, l'abbiamo già segnalato, l'ha segnalato anche Ater per parte sua alla Regione del Veneto, solo che appunto trattandosi di legge regionale i tempi non sono rapidi perché ci sono diversi passaggi, è il famoso canone OMMI sanzionatorio, cioè oggi con la nuova normativa da un lato è importante giustamente avere uno strumento per i furbetti, mettiamola così, cioè chi magari tra le spese, tra le priorità non individua la spesa sulla casa, e quindi è importante avere anche un grimaldello che possa educare, però così come è studiato, come è stato pensato, si sta rivelando un boomerang pazzesco, perché sta creando delle spese, dei debiti esagerati che le persone in fragilità non riescono a sostenere. Anche su questo abbiamo segnalato, abbiamo suggerito, quindi stiamo lavorando su più fronti. Serve pensare però intanto migliorare anche le capacità delle ATER e quindi consentire alle ATER di avere dei fondi per fare investimenti, perché voi capite bene che con 70 euro di affitto al mese neanche le manutenzioni ordinarie si riescono a sostenere. La casa è un bene, sì, come dice anche una parte, è un bene primario, è un diritto, no? È un diritto, sì, però la casa ha dei costi e bisogna capire come fare a far fronte a questi costi. Presidente D'Azeglio, un'altra domanda. Insomma, lei ha a mano ormai, insomma, con le richieste, le famiglie che hanno bisogno. Rispetto agli anni passati, di quanto è aumentato? Magari se ha fatto un po' una statistica di quanto è aumentata la domanda? La domanda purtroppo è aumentata di parecchio, vorrei dire una volta e mezza. Sicuramente questo è un segnale importante e concordo con quello che ha detto la Gloria, che ci vogliono politiche sull'abitare. Però vorrei ricordare una cosa, che il canone medio degli alloggi ATER, degli ERP, degli ATER complessivi gira intorno agli 80 euro. La linea di galleggiamento di un immobile è a 90 euro. Quindi oggi le ATER stanno lavorando in perdita, non hanno contributi, e quindi l'unica possibilità che noi abbiamo è quella della vendita, la vendita di quegli immobili che fanno parte ormai di edifici compromessi. Ma questa vendita va valutata, e proprio in questo periodo abbiamo un pacchetto di immobili che vanno messi all'asta, va valutata come una possibilità per quelle famiglie, come diceva poc'anzi l'assessore Tessarollo, per quelle famiglie che magari hanno delle piccole possibilità ma non esagerate. Noi abbiamo appartamenti che vanno all'asta dai 25 ai 30 mila euro agli 80, e quindi anche questo può essere l'investimento per qualche famiglia e un'opportunità da non sottovalutare.
Presidente, se dovesse continuare con questa escalation di richieste, diceva insomma lei anche l'Ater così insomma rischia di andare sempre in perdita e deve vendere gli immobili, dove si può arrivare? Al default, perché noi non possiamo andare avanti in perdita come stiamo facendo adesso. Abbiamo continuamente insoluti perché affitti che non vengono pagati. Giustamente l'assessore dice che la 39, quindi il canone sanzionatorio, non è corretto. Perché? Perché porta in misura esagerata quello che è il canone. Però io voglio cogliere anche l'occasione per fare un appello a tutti i servizi sociali di seguire le varie situazioni, perché una situazione critica nel momento in cui esplode non è più recuperabile. I servizi sociali hanno il compito di prendere per mano questi nuclei familiari, magari non abituati ad accantonare piccole cifre per pagare l'affitto perché hanno altre priorità, perché per fare in modo che non esplodano le situazioni. Quindi lavorando assieme possiamo cercare di educare. Come hanno detto, la casa è un diritto, ma io voglio sempre ricordare che è anche un dovere perché la casa gli viene data, perché qualcun altro ha fatto tanti sacrifici. Assessore, le giro la domanda subito, allora, l'appello lanciato da D'Alzilio. Allora, io devo distinguere un po' i campi, no? Allora, sono d'accordo, infatti ci sono delle famiglie che seguiamo e devo dire anche con forti difficoltà, nel senso che ci sono famiglie, mi vengono in mente gli ultimi 2 esempi, che sono andati in difficoltà, che sono vittime del canone sanzionatorio, ma dove il comune non può far altro che fare assistenza, però capisce bene che se parte il canone sanzionatorio stiamo parlando di affitti che passano dagli 80, 70, 80 euro media, quindi a volte anche meno, perché mi vengono in mente casi con fragilità importanti, quindi che non hanno entrate, quindi dove l'affitto è molto molto basso, a 500 euro al mese, senza contare le spese condominiali. Capisce bene che si sta poco ad accumulare un debito che non appartiene neanche più al servizio sociale, cioè non è l'assistenza ad un nucleo, comincia a diventare una sostituzione di cassa con cassa, e questo non ha nessun valore né di tipo sociale né di tipo educativo nei confronti di nuclei che hanno delle fragilità oggettive. Sto parlando ad esempio di nuclei monogenitoriali con figli dove l'unico genitore è anche persona con problemi sanitari importanti, quindi con malattie che impedisce di lavorare, oggettivamente certificata, quindi dove il supporto del servizio sociale è a tutto tondo. Ecco, questi finiscono nel calderone con altre persone dove, perdonatemi, perché ad un certo punto dobbiamo capire anche cosa è sociale e cosa invece è sociale d'area vasta, passatemi il termine, cioè cosa appartiene ai servizi sociali e dove lo sghiribizzo o la scarsa capacità o competenza del nucleo di pagare le spese abitative, quindi magari investe sull'auto ma non investe sulle spese abitative, ecco, è competenza del servizio sociale. E qui, come dire, se abbiamo 2.400 appartamenti in città tra noi e l'Ater, 2.100 scusate più o meno, non è che possiamo mettere un assistente sociale ogni uno di questi nuclei per riuscire a un educatore, servirebbe neanche un assistente sociale, che non è neanche personale assunto, educatori per insegnargli a gestire l'economia. E faccio una nota ulteriore. In questo periodo noi stiamo lavorando tantissimo con le associazioni caritatevoli, di volontariato, varie, e anche le associazioni che stanno intervenendo su nuclei di questo tipo, che hanno delle morosità a volte assurde, quindi sono anni che non pagano, ci dicono ma su questi non riusciamo nemmeno noi con un lavoro di prossimità a fargli capire il bene della casa. Quindi in quei casi là davvero lo sfratto è l'unico grimaldello per far capire alla persona che la casa va sostenuta. Quindi stiamo parlando davvero di una miriade di target dove il sociale su alcuni può concentrarsi, su altri cioè, bisogna anche fare un lavoro a monte. Quindi quando ad esempio ci sono imprese che hanno lavoratori che hanno bisogno della casa, ecco, forse lavorare insieme anche col mondo delle imprese, anche con il mondo delle agenzie immobiliari, anche con il mondo dei proprietari. Non può essere che nel momento in cui si crea una problematica
tanto c'è il servizio sociale e accompagniamo il servizio sociale. E i nuclei sono diversissimi, quindi è difficile anche fare esempi che siano calzanti a tutti. Una cosa è molto corretta: il patrimonio non bastava prima, quindi il patrimonio ERP non bastava prima di questa emergenza sociale, figuriamoci adesso che è esploso tra Covid, crisi del lavoro e crisi energetica, c'è stato uno tsunami che ha travolto questo settore. Per questo dico, le ATER vanno sostenute anche oltre. Noi stiamo cercando di intervenire con misure che sono previste, perché c'è il Fondo Sostegno Affitti, ad esempio, che è un fondo regionale, dove noi ogni anno eroghiamo fondi tra noi e la Regione del Veneto, anche quest'anno sono oltre 300.000 euro, e invece agisce nel libero mercato alle persone che pagano gli affitti con ISEE di un certo tipo, perché non si trovino in difficoltà. Quindi è lì che bisogna intervenire, è lì che dobbiamo concentrarci, a cercare di aiutare le famiglie a non finire sotto la soglia e quindi a non cominciare a fare morosità. Ecco, questo soprattutto sul libero mercato, perché poi l'ERP non riesce a dare risposta a tutti. D'Arzilio, un'ultima domanda. Ha sentito le parole dell'assessore? Sì, le ho sentite. Ho fatto il sindaco, quindi so benissimo cosa vuol dire gestire le problematiche sociali. Oggi mi trovo a fare il presidente ATER e devo cercare di far quadrare i conti. Noi ci siamo, però l'appello, non vorrei che la Gloria l'avesse intrapreso in maniera diversa, è quello proprio la collaborazione dei comuni per cercare di educare la gente. Siamo noi, diamoci una mano e cerchiamo di far capire a queste persone che magari arrivano da realtà diverse che la è un patrimonio da gestire e bisogna mettere via qualche 10 euro alla settimana per pagare gli affitti. Oggi come oggi stiamo incriminando il canone d'affitto. Ricordiamoci che il canone minimo è 40 euro, quando le utenze sono esageratamente maggiori. Quindi il problema non è il canone, noi stiamo facendo il possibile, il problema va risolto a livelli ben più alti. Gloria, anche per lei un'ultima domanda. È un po' una cultura che è cambiata, c'è difficoltà, come diceva lei, sicuramente non sarà facile sradicare questa cultura da parte, insomma, di alcuni cittadini. È proprio cambiato il target e bisogna prenderne atto, anche per questo dico bisogna ripensare le politiche abitative, perché oggi noi poggiamo le politiche abitative su un sistema che era finanziato direttamente dallo Stato e dagli operai, per gli operai che avevano italiani, quindi proletari che lavoravano, che avevano un progetto di vita in Italia, nati qua ovviamente, e quindi con una visione anche della crescita della casa, se la sistemavano, cioè era un'altra modalità, versavano gli affitti che non erano gli affitti, non sono proporzionati a quelli di oggi. Oggi è cambiato completamente il target di riferimento, oggi l'ERP gestisce prettamente casi con fragilità sociali / economiche importanti, quindi rifiutati da qualunque altro sistema, che sia libero mercato, che sia quant'altro. Quindi di questo dobbiamo prendere atto. È vero, c'è una popolazione straniera che ha, non tutta, però che ha una cultura della casa o della vita insieme diversa, ma non solo, ci sono tantissimi italiani con fragilità, io posso parlare insomma perché conosco i casi, con fragilità magari sociali, che quindi creano anche contesti di fragilità. Il problema, e ci sono fior di studi, qualche giorno fa ero con Ca' Foscari a parlarne, il problema è che i quartieri popolari di edilizia residenziale pubblica sono diventati oramai catalizzatori di fragilità sociali. Non c'è più la mixité famosa dove la famiglia era una famiglia tranquilla, normale, ma solo con possibilità economiche inferiori. Oggi dobbiamo prendere atto che questo è il target di cittadini che accede a questo tipo di servizi e fare politiche abitative che prevedano anche il sostegno eventualmente a queste persone. Spesso si è parlato di educativa, spesso si è parlato, perché ne abbiamo parlato ai tavoli, quello che diceva il Presidente non mi è nuovo, ma ci siamo confrontati. Però non può essere che siano solo i comuni a farsi carico di quello che è un problema che è stato creato e che è creato da politiche altre che non sempre sono state azzeccate. Quindi il valore della casa come può essere costruito? Può essere costruito pian piano,
prima che le persone accedano alla casa. Nel momento in cui arrivano qua va fatto un progetto, però non può essere il servizio sociale dei comuni che si fa carico anche di politiche migratorie e quant'altro, cioè siamo proprio fuori strada su questo. Assessore, la ringrazio davvero, ringrazio anche il Presidente D'Alzilio, ci sarebbe davvero ancora molto da dire, lo faremo anche in altre edizioni. Grazie davvero, grazie Assessore, grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie, buona domenica. Noi prima di dare la pubblicità fra proprio pochissimi istanti, vi ricordo la tragedia con cui abbiamo aperto questa edizione, con un'auto che si è schiantata contro un albero, una BMW, 2 persone, 2 ragazze giovanissime, 17-19 anni, sono morte, altri 2 ragazzi invece sono ricoverati a Mestre e Treviso in gravissime condizioni, stanno lottando per la loro vita e in queste ore vengono ascoltati anche 4 amici che si trovavano a bordo di un'altra macchina. È ancora da chiarire la dinamica del sinistro, è ancora da chiarire il coinvolgimento di questa seconda auto. Vengono sentiti anche questi ragazzi, tutti e 8 stavano andando a fare una serata e purtroppo lo schianto intorno a mezzanotte a Gorgo al Monticano. Per le 2 ragazze non c'è stato davvero nulla da fare, sul posto i carabinieri e anche i vigili del fuoco e gli operatori del SUEM 118, e sul posto è arrivato davvero pochi istanti dopo anche il maggiore Fabio Di Rezze, il comandante della compagnia di Conegliano. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio con questa prima edizione. Abbiamo parlato purtroppo della tragedia che è avvenuta intorno a mezzanotte a Gorgo al Monticano, ma parliamo ancora di giovanissimi e parliamo spesso di disagio giovanile, di giovanissimi che sono coinvolti in reati. E andiamo a Vicenza perché parliamo di risse del sabato pomeriggio, la nuova moda dei giovanissimi, di darsi appuntamento sui social per scatenare scontri e violenze. È un fenomeno che le istituzioni oggi hanno messo tra le priorità da risolvere. Le risse del sabato pomeriggio, appuntamento social tra giovani che decidono dove e quando scatenare la violenza. Girano ancora sul web le scene degli scontri tra adolescenti di 2 sabati fa nel parcheggio del centro commerciale Palladio. Le forze dell'ordine hanno alzato il livello di guardia per evitare che il fenomeno possa degenerare ulteriormente. Il risalto mediatico che ha avuto la prima vicenda non è servita, non è bastato ad evitare che questi ragazzi si volessero rincontrare anche sabato scorso, e proprio l'intervento del dispositivo di polizia che abbiamo predisposto ha impedito che questi fatti si potessero ripetere. 4 minorenni sono già stati individuati e denunciati, ma il fenomeno degli appuntamenti social del fine settimana per scatenare gli scontri a Vicenza è finito sul tavolo del prefetto. È purtroppo un fenomeno che non riguarda soltanto la provincia di Vicenza, ma è un po' diffuso su tutto il territorio nazionale. Mi sto impegnando anche in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica di prevedere protocolli di legalità, protocolli che vedano coinvolti anche i gestori dei locali, i gestori delle discoteche, dove ho registrato un forte interesse da parte loro alla sottoscrizione di un protocollo che preveda la segnalazione immediata di situazioni di criticità, in modo tale che si possa anche prevedere un prontissimo intervento per prevenire e contenere questa fenomenologia. Il prefetto promuove protocolli di legalità con i locali e le discoteche frequentate dai più giovani, ma anche il ruolo educativo delle scuole diventa fondamentale. Fondamentale l'intervento delle istituzioni scolastiche, sempre riferendomi al patto per la sicurezza urbana, prevedo anche l'intervento dell'ufficio scolastico territoriale o addirittura quello regionale per compulsare maggiormente tutti i dirigenti scolastici perché i progetti Scuola Sicura e tutte quelle iniziative che debbano passare attraverso anche i nuclei familiari dei ragazzi possano essere ulteriormente implementate. Come ho detto, tutto in chiave di prevenzione, è fondamentale prevenire. E parliamo di questo con l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, Mirko Casteller, psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito.
Partiamo da questo fenomeno, ormai ne parliamo spesso, si parla di disagio giovanile, insomma, ma si va oltre al disagio, si parla anche di violenza. Partiamo da questo fatto, da questi incontri via social per far scoppiare queste risse e queste violenze. È un fenomeno purtroppo diffuso e avevamo anticipato per tempo che si sarebbe verificato, ne parlavamo addirittura 2 anni fa. Qui prevale l'individualismo rispetto alla collettività. Direi che da queste immagini, se mi permettete, ho sentito l'odore della paura, non tanto tra i ragazzi ma tra i genitori, tra le persone che poi vedono questi fenomeni con i quali non eravamo abituati assolutamente a considerarci. Teniamo in considerazione un aspetto però che è importante, ribadiamo il fatto che questi ragazzi si incontrano prima di tutto nella rete. Poi gli atti che fanno nella realtà quotidiana, anche aggressivi, sono la metabolizzazione, l'immaginario di ciò che maturano nella rete. Che cosa sta succedendo? Permettetemi, uso un termine molto forte. Esiste una nuova religione, che non è più la religione della fede, ma esiste una religione che viene non più dalle relazioni formali, ma è nata nella Silicon Valley. È la religione che vive nella rete. Quello che promette questa religione che cos'è? La stessa cosa che ha sempre garantito le altre religioni, cioè felicità, eternità, sopravvivenza. Beh, questi ragazzi sembra stiano coltivando quel culto con forme aggressive per appartenere alla rete, con una discrasia importante rispetto alla realtà. E parliamo dei social, ma ci sono anche fatti Mirko, che lasciano davvero senza parole. Parliamo di Vedelago, dove insomma un uomo è stato sequestrato, legato, imbavagliato da 3 giovanissimi, di cui insomma un 19enne, un 20enne e un 15enne. Cioè sono fatti che lasciano davvero senza parole, per cui insomma risse, violenze, forse siamo anche un po' abituati ormai, non si dovrebbe, ma siamo abituati a vederle, ma insomma di fatti così gravi lasciano... Ci riporta a un concetto che è la regola, il rispetto delle regole. Chi è che impone le regole che vanno bene oggi? Non quelle che si devono rispettare attraverso gli atti legislativi. È il ruolo della famiglia che è cambiato. Chi è che impone il modello delle regole? Oggi le famiglie sono in forti difficoltà sotto il peso dell'economia, sotto il peso della società, sotto il peso del Covid e sono impegnate probabilmente a fare altro. Il tema vero è che forse le famiglie sono impegnate a fare altro rispetto a questi ragazzi. E i ragazzi che cosa fanno? Sostituiscono la loro solitudine attraverso, ancora una volta, la rete. Io sono certo che quegli atti aggressivi delle baby gang, quegli atti aggressivi verso quella persona, nel caso specifico a Vedelago, siano stati metabolizzati, concertati e pianificati nella rete, prima che avvengano nella realtà. Era nella rete perché loro agganciavano le vittime proprio tramite social, in una piattaforma le incontravano e poi facevano scattare questa trappola. La domanda che ci dobbiamo porre è: chi può riportare alla normalità questi ragazzi? Con che cosa? Con quali strumenti? Iniziamo intanto a parlare di sostegno a questi ragazzi. Andare da figure con determinate competenze, come era il passato lo psicologo, non è un atto che va coperto, non è un atto di cui imbarazzarsi. Perché l'unico atto di cui ci si deve veramente imbarazzare è il proprio figlio in piazza che picchia qualcun altro. Ecco una domanda, Mirko. Le domande che si fanno tutti per giovani che arrivano a questi eccessi di violenza, di reati, queste persone, questi giovanissimi, sono davvero recuperabili? Io ho grande fiducia nell'essere umano e ritengo questi giovani delle vittime. Delle vittime di che cosa? Di 2 anni e mezzo di reclusione, di sequestro di persona, uso questo termine, l'ho già usato in altre occasioni molto importante, all'altare di una pandemia che direttamente colpiva maggiormente fasce d'età superiori alla loro. Loro oggi stanno scaricando la loro rabbia, la loro aggressività verso un sistema. Il sistema può reprimere, il sistema può controllare, può tornare ad applicare le regole. Il problema è dove le applichiamo queste regole? Nella società reale?
civile, contemporanea, con i vecchi strumenti legislativi? Probabilmente oggi c'è un tema anche di normare la rete, sempre di più. La rete non è un luogo libero dove chiunque può fare qualsiasi cosa, perché in passato, mi permetta, noi eravamo convinti che la rete non potesse toccare la realtà, cioè tutto quello che si faceva in rete era qualcosa. Oggi noi vediamo una cosa molto certa: gli elementi si plasmano, gli elementi si modificano e i ragazzi sono controllati da quel sistema. Le aggressioni che noi vediamo vivono e nascono lì, non nascono nella società contemporanea. L'azione dei genitori è fortemente limitata nel momento in cui agiscono nella realtà. È di là che bisogna agire, normando e anche con atti legislativi importanti. I social vanno limitati. E questo, su questo ovviamente si spera che si faccia una discussione in più alti gradi, dove effettivamente i social diventano un problema. Noi abbiamo parlato anche, però, sempre a Vedelago, fra l'altro, purtroppo è successo sempre lì. Poco dopo invece un altro fatto, insomma, che non è grave di per sé, violento, però che è un indice di una situazione di un disagio che è importante, di un gruppo di giovanissimi, sempre lì anche minorenni, in cui hanno insomma dato fuoco ad un crocefisso, hanno rotto delle porte di un oratorio e ci diceva anche il sindaco, giovanissimi che si mettono in un bar e addirittura i ragazzi del paese non passano davanti a questo bar perché hanno paura. Cioè siamo a questo estremo. C'è necessità di controllare il territorio, danno dei segnali molto chiari di leadership, ma soprattutto di controllo di un'area. Ecco, che non hanno, la cosa che sconvolge è che non hanno nemmeno rispetto, né paura, né timore delle istituzioni. Assolutamente no, perché loro sono persi nell'oceano della non coscienza, non nel nostro oceano che è quello della coscienza. Loro si sono persi, loro non hanno i loro punti di riferimento, non li percepiscono da altri, dai genitori, dalla scuola, se li creano loro. Loro hanno la convinzione, in quanto individui, di potersi determinare le regole. Perché? Perché nella rete si fa così. Nell'altro mondo che loro frequento si fa così. Non c'è un soggetto terzo che determina su me stesso quali sono le norme morali e etiche che devo sopportare o devo predisporre nella società. Se lo creano loro. Quindi monopolizzano il bar quale luogo di controllo, aggrediscono una persona fisicamente in quanto posso dimostrare agli altri di essere qualcuno nella realtà e poi alleano gruppi come le baby gang per aggredirsi tra di loro. Ma che cosa stanno facendo nel momento in cui si aggrediscono pubblicamente? Stanno mandando dei segnali molto chiari agli adulti. Perché? Perché voi adulti avete preso noi ragazzi, perché questo io vedo in terapia clinica, queste sono le frasi di questi ragazzi, e ci avete chiuso in casa. Ora cosa ci dite? Però mi scusi, una cosa che noi abbiamo insomma cercato di dire finora, che non può essere però che questi 2 anni possano aver scatenato, forse in qualche maniera sì, ma non possono essere giustificabili nelle azioni di violenza. Allora, non si può giustificare la violenza, però esistono dei processi cognitivi che la favoriscono. Nel momento in cui lei prende un soggetto, e questi studi si sono fatti nelle applicazioni degli studi relativi alle carceri, e lei prende un soggetto, lo rinchiude all'interno di uno spazio ben definito per un periodo lungo, si sviluppa il cervello rettileo primario, che è fatto da 3 cose: riproduzione, alimentazione e forte aggressività. Adesso noi non possiamo dire, dobbiamo lavorare, non possiamo in nessun modo sostenere le linee aggressive, però dobbiamo comprendere che sono nate assolutamente e scientificamente dimostrato in quei 2 anni dove i ragazzi sono stati reclusi. Prima di quei 2 anni, se mi permette, il fenomeno dell'aggressività non era così diffuso. Per quale motivo? Prima dei 2 anni del lockdown, il fenomeno dell'aggressività nei confronti praticati dagli adolescenti non era così diffuso nel mondo, non in Italia. Perché ora è così diffuso? Sono giovani secondo lei che avevano già problemi e che poi hanno accentuato, oppure... Diciamo che... Magari non si può ovviamente generalizzare, però... Assolutamente no. Diciamo che i borderline sono quelli che poi sviluppano più facilmente le forme aggressive. Il contesto familiare il più delle volte è un elemento che tende a coltivare queste forme borderline. Esiste poi un appiattimento, e lo ripeto, delle istituzioni. La realtà della scuola, che è già fortemente impegnata, è predisposta al passaggio delle competenze. Oggi, prima si sentiva nell'intervista, dobbiamo educare. Meglio un 5 in più
però facendo comprendere che quello è un essere umano. Questi studenti devono trovare un elemento, devono cercare un'unica risposta, tutti questi giovani, nella loro vita. Che senso ha la loro vita? Qual è il senso della loro vita? In assenza di un senso della loro esistenza, e non è una questione prettamente adolescenziale, è proprio una questione congiunturale, storica, non avrà senso lavoro, non avrà senso relazioni, non avrà senso famiglia, in assenza di senso. Quindi il patto sociale che oggi bisogna portare avanti, quindi non solo da parte dei professionisti e delle famiglie, è tornare a dare senso ai giovani. Le politiche assistenziali verso una fascia generazionale over 60 hanno il tempo della sopravvivenza degli over 60. Sbagliare le politiche di inserimento sociale da parte dei giovani ventenni è un problema che ci porteremo per i prossimi 60 anni. Quindi questo è un elemento che condizionerà in modo imponente la società con un tema di ordine pubblico che, ripeto, in futuro noi avremo un'accentuazione del tema dell'ordine pubblico. Ecco, le faccio un'altra domanda, però prima volevo leggere una notizia dall'ANSA che riguarda sempre il terribile incidente avvenuto a Gorgo al Monticano, dove, lo ricordano, perso la vita 2 ragazze giovanissime. Ora si parla, appunto, ve l'avevo anticipato prima, di un'auto coinvolta nella dinamica dello schianto. Sempre i testimoni hanno riferito della disperazione di chi era a bordo dell'altra auto indicata come una Polo. La seconda auto di cui vi abbiamo parlato, che è stata posta sotto sequestro, le indagini, ve lo ricordo, sono da parte dei carabinieri, e successivamente i militari dell'Arma hanno rintracciato chi era a bordo di questa macchina. Ora vengono sentiti dai militari, e sul posto purtroppo lo strazio dei conoscenti e delle vittime, dei familiari, che hanno portato sul luogo della tragedia un mazzo di fiori. Purtroppo dobbiamo raccontare anche di queste notizie, le abbiamo detto prima, notizie che non vorremmo mai raccontare, purtroppo invece nella Marca ne raccontiamo anche troppo spesso di queste tragedie. Un grande rispetto da parte mia, le condoglianze alle famiglie che passano una domenica molto particolare. E qui torniamo al tema del senso della vita. La vita, ragazzi, è una sola. Sì. Non ne avete tante. La rete vi promette molte vite. Lì la potete rigenerare la vostra vita, la potete acquistare. Ci sono i crediti della rete. Nella realtà che viviamo non è così. La vita è una, è molto preziosa, perché oltre a far male a se stessi si fa male poi a tutte le persone che sono vicino a noi. Questo è anche questo è un fenomeno, quello dei sinistri stradali, tra l'altro con decessi significativi in crescita, soprattutto nell'ultimo periodo. I dati, ad esempio, nell'ambito del monitoraggio delle assicurazioni a livello nazionale, dimostrano un aumento dei casi dei decessi a parte di giovani negli incidenti stradali. E ritorniamo al tema della dinamica. Non la conosco personalmente del sinistro, però il tema è una dinamica che ancora purtroppo è al vaglio dei carabinieri, perché da un'auto che è finita fuori strada ce n'è un'altra che è sotto sequestro, quindi insomma tutto da chiarire. Sembra paradossale, ma in casi come questi per le famiglie è meglio attribuire al fatto l'evento, perché nel momento in cui è il fatto che determina l'evento c'è un senso nella tragedia. Difficile, ma c'è un senso. Ecco, tornando purtroppo a parlare anche del disagio e di questi atti di violenza, di questi reati commessi da giovanissimi, cosa può fare? Perché è quello che si domandano anche tante famiglie, nel senso che molte volte, l'abbiamo detto proprio di recente, le famiglie sono impotenti di fronte a queste problematiche causate dai propri figli giovanissimi, che insomma abbiamo detto non hanno rispetto delle regole, non hanno rispetto delle istituzioni, non hanno rispetto nemmeno delle forze dell'ordine, non hanno proprio la paura delle forze dell'ordine. Ai nostri tempi invece, insomma, quando vedevamo una divisa era ben diversa la situazione. Certo. E le famiglie cosa possono fare? Perché poi i figli non accettano né consigli né di essere guidati. Ci sono due momenti, a mio avviso, almeno lo vedo nella pratica clinica. C'è un momento in cui viene compiuto l'atto, a quel punto bisogna agire a valle anche purtroppo in termini repressivi. Esiste però tutta un'azione preventiva
nel individuare i segnali che io posso già dire in trasmissione. Allora, se voi notate forme di isolamento di questi ragazzi, cioè si isolano nell'utilizzo degli strumenti di connettività, telefonino, tablet, ma per molte ore al giorno, quindi stiamo parlando non di quei 20-30 minuti, ma per molte ore al giorno, evitano di uscire, gli dà fastidio la luce, rimangono nelle proprie camere o rimangono negli spazi ristretti, sappiate che questi sono segnali sensibili che possono predisporre a forme autolesioniste quando va bene, cioè verso se stessi, ma in molti casi può essere anche verso gli altri. Voi avete all'inizio questa sensazione come famiglia, che è quella di dire, beh, mio figlio è in casa, è al sicuro e essendo in casa al sicuro posso controllarlo. Non c'è nulla di più sbagliato. Nulla, perché voi avete la percezione che il suo corpo sia lì fisicamente in casa, ma si muove in una dimensione completamente diversa. E se il figlio non accetta la richiesta d'aiuto, l'aiuto da parte dei genitori, cosa può fare una famiglia? Cosa può fare un genitore? Allora, in questo caso qua c'è un tema di rispetto e di proiezione del rispetto stesso. Cosa vuol dire questo? Se un figlio non accetta quello che è l'indicazione del genitore in fase minorile, si devono intervenire con tutte le tecniche possibili, che sono ad esempio portarlo da un professionista. Se non vuole andare dal professionista si coinvolge la scuola, se non si coinvolge la scuola, ci sono una serie di reti. Nel momento in cui il soggetto è maggiorenne è autonomo, quindi non è possibile orientarlo e vincolarlo, perché in Italia ci si assume totalmente la responsabilità degli atti. Però c'è un elemento che viene un po' prima, che è il rispetto nei confronti dei propri genitori. Se il figlio non ha mai avuto rispetto nei confronti dei genitori, non è che dopo il periodo lockdown questo possa esistere. E il rispetto può avvenire in tanti modi. Io ripeto, l'ho già detto in altre trasmissioni, non mi interessa la figura maschile e la figura femminile. A me interessa, e lo difendo in pratica clinica, la presenza di un padre e di una madre nella famiglia. Di un padre e di una madre. Che poi il padre e la madre sia proiettato su figura maschile o femminile. L'importante è che quando crescono percepiscono la presenza di entrambe le figure. Perché il rispetto non può essere preteso dal figlio nel momento delle difficoltà, va pianificato per tempo. Se ciò non è stato pianificato è difficile che poi lui porti rispetto nel momento in cui ha bisogno dell'intervento diretto. L'aggravante sta nel gruppo, mai come in questo periodo storico le baby gang, cioè il mondo parallelo, sta denigrando la figura paterna, la figura materna e la famiglia stessa. Cioè la tua famiglia siamo noi, cosa stai ad ascoltare quegli adulti che ti vengono a imporre delle regole? Ti hanno già segregato per 2 anni, guarda, noi viviamo liberi, controlliamo il territorio, noi siamo la tua famiglia, il gruppo, l'appartenenza al gruppo. Come fai a rispettare le regole del gruppo? Devi sottostare ad alcune indicazioni che vengono dal gruppo. Quali sono le indicazioni? Domani ci incontriamo e aggrediamo in piazza. Se sei forte e se aggredisci, il gruppo ti rinforza. Le regole poste dai tuoi genitori sono cose che fanno parte di altri tempi. Questa è la dinamica che noi vediamo nei gruppi. In questo caso cosa si può fare? Cosa può fare? Le istituzioni possono fare qualcosa? Perché insomma, abbiamo visto si va a parlare nelle scuole, poi come invece di recente addirittura insomma, un ragazzino ha coltellato un altro in una scuola di Treviso, poi è stato espulso, però accade ovunque e sempre minori coinvolti, certo. Sempre... Allora, tutti gli interventi che possono essere predisposti alle istituzioni in termini culturali, di coinvolgimento, hanno purtroppo tempi di predisposizione in cui effetti e risultati sono molto lunghi rispetto alla congiuntura che stiamo vivendo. Quello che è importante e che le forze stanno già facendo è una presenza nel territorio dove la legge deve essere chiaramente fatta rispettare. L'azione che viene fatta a monte nelle famiglie, nelle culture, nell'educazione, nella scuola è un livello diverso e ha risultati medio-lunghi. Ma nel momento in cui non si rispetta le regole di una società, cioè nel momento in cui prevale l'individualismo rispetto alla collettività, nel momento in cui tu non rispetti me e vai a ledere i miei interessi, in quel momento l'istituzione deve intervenire e deve intervenire, ahimè, pesantemente, anche se siamo in presenza di giovani, perché il rischio è che da qui ai prossimi 10 anni noi avremo una società che non rispetta le regole a tutti i livelli, attenzione, certo. Non solo tra i giovani, perché oggi noi abbiamo i 18enni, i 20enni, ancora c'è un percorso, ma lei immagini un 40enne, un 45enne, certo. Che non rispetta le regole, o gruppi di 40enni, 45enni che non rispetteranno le regole.
Siamo arrivati al termine, vedo già mi hanno mandato il segnale, siamo arrivati al termine di questa edizione. Intanto ringrazio Mirko Castellare, insomma, e speriamo di averlo nelle prossime edizioni ancora, perché ci sono davvero tantissime cose da dire su questa situazione, questo fenomeno che sta continuando a crescere. Vi ricordo questa sera ovviamente nel corso del nostro telegiornale 19:30 torneremo a parlare purtroppo della tragedia avvenuta a Gorgo al Monticano, dove 2 giovanissime sono morte e altri 2 stanno lottando tra la vita e la morte, ricoverati a Treviso e Mestre, e cercheremo di capire la dinamica di questa ennesima tragedia della strada. Grazie anche a Andrea Basso e Mattia Pizzaia che ci hanno seguito passo dopo passo. Vi lascio alle previsioni del tempo e ci vediamo per la prima edizione domani. Grazie, arrivederci. Grazie ancora. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'alta pressione protegge il nostro territorio e dunque il tempo si mantiene buono, lieve peggioramento poi a partire da lunedì. Vediamo intanto il dettaglio di domenica 5 marzo. Sul Veneto tanto sole in giornata con cielo da sereno a poco nuvoloso. Non si esclude in serata qualche locale leggera precipitazione, specie sulle zone centro-settentrionali della nostra regione. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime tra i 10 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno di mattino, probabile aumento della nuvolosità in giornata e nella notte saranno possibili delle piogge. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato al mattino, solo con qualche annuvolamento irregolare verso sera. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.